Chi tornerà in Svizzera dal Veneto dovrà mettersi in quarantena. È questa la misura adottata dal paese elvetico di fronte all'aumento di contagi sul territorio regionale. Il Veneto entra così nella lista rossa di Berna accanto a Liguria, Campania e Sardegna. Insomma, si torna alla tarda primavera quando il Veneto era nella blacklist di diversi paesi e a poco sembra servire la differenza sempre più evidente tra dato epidemico, numero dei contagi, e dato clinico, ovvero stress delle strutture sanitarie e gravità dei sintomi. In mezzo c'è il ritorno a uno stato di preallerta anche per la struttura della protezione civile, come ha confermato da Longarone per le commemorazioni del Vajont Angelo Borrelli. Siamo pronti a fare la nostra parte, a supportare con quello che ci verrà richiesto, in modo particolare con i medici, gli infermieri, le strutture, i nostri volontari. Ma essere pronti non significa necessariamente tornare indietro se ciascuno farà la propria parte. Noi siamo pronti, però chiediamo l'aiuto ai cittadini che devono fare la loro parte. La loro parte significa adottare quelle norme che ormai sono entrate nell'uso comune di tutti quanti noi, dalla mascherina al distanziamento, al limitare le possibilità di contatto e quindi di contagio. Ed è lo stesso Borrelli a escludere che al momento ci siano le condizioni di un altro lockdown, ipotesi questa che anche il governo vuole scongiurare. Noi dobbiamo assolutamente impedire altri lockdown nazionali e si può fare, abbiamo gli strumenti, siamo preparati in questo momento, occorre affrontare questa sfida nei confronti di una malattia terribile con tutta l'intelligenza e con tutta l'unità del nostro Paese.